perché la relazione quella è, le donne portano la cesta con lui e l'uomo la pigiatura. È vero che una volta non si facevano entrare le donne dentro il palmento per pigiare perché il vino diventava... Aceto. Oggi avete fatto un'eccezione. Oggi si prova, si face tanto, facevano entrare pure le donne, ma al solito le donne non avevano niente a che vedere in questo palmento, a stare fuori. Almeno era così. Ognuno aveva un proprio ruolo. Sì, le donne andavano alla vigna a vendignare e portare il palmento, ma il palmento no, non c'entravano per stare. Ma quanto durava la vendemmia una volta? La vendemmia durava in base a quanto poteva essere, l'attologo, ma sempre un giorno sano passava, la mattina fino a sera. Si iniziava presto la mattina? Se c'era serenata si manteneva più tardi, perché se no viene aceto, a asciugare un po', si manteneva verso le 10, 9 a vendemmiare, perché se aveva venire in serenata col sereno, dopo si fa aceto, non funziona. E allora si veniva quando era asciutta. E perciò allungava, se tu si poteva anticipare la mattina aveva cura prima se stia a sera, se no si faceva trascurata. E poi l'uva, dopo essere stata raccolta, veniva portata subito al palmento oppure... Appena si vendignava si portava al palmento, direttamente al palmento. Da se c'erano l'uomo che prestavano, piano piano, quindi facevano i viaggi avanti e si prestavano. Tutto veniva a mano, senza macchinari? No, quale macchinario, come ho visto ora qua, che aveva visto così, che era l'oro che si faceva. Un tronco, i due baiardi, i cugna che ci mettiamo da sopra, in più a pesce, a gioco, per stringere, che è tutto un palmento. Per pigiare l'uva invece si utilizzano I piedi, i piedi. abitualmente a piedi scalzi. Esatto, per scassi. La relazione che era, per scassi. Ora magari qualcuno compra un muglio per questa vale. E quanto dura la pigiatura? Quanto bisogna pigiare l'uva? Quanto dura bisogna vedere quanti ha, quantità dà. Se è una quantità minima così 1000 kg come 1000 kg d'uva come potamo ora, allora si fa pigliato. Ma se si tratta di una parima da chili che si fanno 80, 90 ettologi, 100, dura mezza giornata in base a quanto operai ci sono, c'è un giorno. C'è 8 operai che per stare di piedi, per fare un lavoro di 80 ettologi, 70 secondo. Ci si alterna poi durante la giornata oppure sono sempre le stesse persone? No, sempre stessi, mentre la mattina si fa la sera sono due, sempre stessi, e poi presto mattina sono da perché poi viene votato, poi quando si lesta la pigiatura viene non stretto come facciamo ora, viene riportato dentro il palmento, si piglia la tatina e si va a cacca di nuovo. Dopodiché stai tutta la notte vagato a mezza rappa qua dentro. Domani sarà una nottata, questi 4 giri, già è a galla, la progetto che si minchiana su galla. Se scarsa, non so, con un pezzo di ferro, gioco un buco, e se ne esce. Se ne esce, se ne fa un tatino, e buchi con un vapore, che gas che è un mazza. E dopodiché si spatte, prende per nausea, dopo che è spattuta, si mette mani e si fa un conto a sta maniera. Se il palmento era così, si fa fare come non muore. Se il palmento è moderno, l'ultimo tipo di moderno, si faceva a forata, a centro, si metteva là dentro, si metteva i cugni e si faceva un manganello. Se era come a questo, il palmento così, si fa fare questo lavoro che ci muore. In base al momento com'era. Durante la vendemmia e durante la pigiatura c'era anche chi suonava, chi portava allegria? Sì, c'era qualcuno pure che suonava Sammonica durante la vendemmia, la vigna fino al palmento. Sì, c'era, questo c'era. Quindi erano giornate di fatica ma anche giornate di divertimento. Esatto, sì. Era una e l'altra, fatica e divertimento. Ogni stagione dell'anno aveva un momento particolare perché A parte del 15 settembre un po', si andava il 10 ottobre, facendo queste cose quasi tutti i giorni. terminata la vendemmia poi c'era la raccolta delle olive. Dopo cambiava con l'oliva, ma fino al 10 ottobre così si faceva vendemmia. Prima, invece che quest'anno ci fu stata annata così calda, così che si vendignò presto, non è che faceva la vendemmia, che già a vendemmia, in agosto già vendignaro direttamente, dice già a Marsala non so, vendignaro presto, a ancora esattamente la vendemmia, ora è cominciato dal 20 settembre un po', fino al 10 ottobre, ancora il 10 ottobre non c'è più niente, è finito tutto. C'è molto più caldo rispetto a prima? Cambia tutto, certo che c'è più caldo assai, non di picca, non mi ricordo di questo caldo. Mai, che 2 anni passati. Io proprio resto caldo, le anni prima che hai incontro non mi ricordo. Tutta la famiglia la collaborava per la vendemmia? La mia? Sì. Anche i piccolini, perché se nasceva con un mestiere. Faceva pure che tu piccetto già portava racina enrollato, perché che a fare? Si abbassava come vedeva fare, faceva. viene pigiata qui nel palmento l'uva e poi c'è un momento che viene raccolta? Sì.
Se ne raccolta, quando la pigiata come la si raccolta per sbrumare un musto che aveva insieme molla, perché se non si una sbrumata, non si può prestare più, perché è tutta fango. Allora sbruma la picca, dopo si fa la rivista, dopo si mettono a sbrumare, dopo che si fa la rivista, e infine l'ultimo, quando ci disse a lei, il rivisto era l'ultima fase, dopodiché si fisciò conto. Adesso quindi dovrà restare tutta la notte così? Sì, ora resta così tutta la notte, questa maniera. Fino a domani mattina se ce n'è, se ne esce, perché il piso l'avevo calcolato che va a venire là. E allora va abbassando. Domani mattina può non scippare, ma non c'è più niente. Quindi abbiamo visto che è stato messo un cesto lì dove esce l'uva per filtrarlo? Sì, perché se c'è qua ci resta un tuo gesto. Anche un numero a mezzo sotto. E poi verrà trasferito nelle botti? Certo, poi se lo metti in botte, metti dove lo metti in botte di sisla d'acciaio, lo metti in bolle di legno, dove lo mette il proprietario. Una volta c'erano i catoi e in tutti i catoi c'era una botte almeno. Una volta tutta botte di legno era una volta, ora non avevi qualcosa di d'acciaio come ci sono ora. 8 anni allora era tutto botte di legno. Ora invece hanno assili su d'acciaio, mettono dentro sili, meglio, viene peggio, non lo so, ma tanta botte di legno però stava buono veniva. Col mosto si preparava anche un dolce, la mostarda? Mostarda, sì, chi si bollia si faceva fare la mostarda, si faceva, pure ora ancora la fanno, se tu la fanno pure ora. Il dolce dell'autunno possiamo dire, un dolce amato e apprezzato dai bambini anche. Lo succo dell'uva. Cose semplici che regalavano tante emozioni, oggi forse non ci accontentiamo più delle cose semplici. Ora magari non vengono conosciuti questi, perché la gioventù ora non conosce niente queste cose, magari dice che questa roba non va, non mi piace, perché non è conoscibile. Questo è il problema, invece una volta che era quando c'era due pezzetti di cose, giusto appunto se andavo il 1 novembre, si usava che pesanti, si usava questo pezzetto di mostarda che dolce, che bella sta mostarda dolce, 1 novembre. A San Martino invece Si spicciò vino, si scava a botte e si imbiva di vino, la sera festeggiamento di San Martino. Si arrosta un po' di salsicce e si imbiva vino nuovo all'apertura di San Martino, a nottata di San Martino. Va. Certo fanno un giorno prima, certo non San Martino, sta ancora. Fino a San Martino non si sapeva se il risultato era buono. Toccare, perché a San Martino sai apre per la tradizione, se poi vogliono fare prima fanno, ma lo solo sai fare a San Martino. Ma come si conosce poi un buon vino? A San Martino già si aveva tempo, mi riposa, mi aveva già 2 mesi e mezzo, 2 mesi di cosa, è buono. Se tu già così ancora, questo mettiamo a San Martino ancora, non lo so se potesse essere buono ancora, che ancora poco. Con cosa lo accompagniamo poi il vino di casa? Cosa mangiamo insieme al vino? Cosa si mangiava? Se mangiare salsicce per accompagnare il vino, chi deve accompagnare? 4 olive salate, 4 cose, insomma, queste cose qua. Quindi anche durante la vendemmia e durante la pigiatura si mangiavano poi cibi preparati a casa? La pigiatura si mangiavano acciughe salate, si portava 4 acciughe salate, un po' di mortadella, cose che siano in pranzo della pigiatura. Questo era come una colazione. Per colazione? Sì, per colazione. Per colazione 4 anciovi salate, fette mortadella, queste cose qua. Poi a mezzogiorno poi si facevano 4 marantole, pasta, pesce stocco, carne a ragù, cose così. Altri tempi, c'è un po' di nostalgia? Sì, le ore tanto non c'è più niente, è tutto cambiato, niente proprio. Vediamo ora, non avevamo più idee come era tanto. Prima che ora ognuno non c'è, magari dice queste cose, ma come era una volta, non era buono, ora è meglio, ma non c'è più la cosa che c'era tanto. C'è il rischio che questa tradizione della pigiatura... Questa c'è un rischio che scompare, sì. Questa ancora a casa ha fatto per tradizione, ma che già qua non si ne più. Questa è una tradizione che si fa scicare. Come sempre in campagna ci si aiutava tra le varie famiglie. Si aiutava, uno e l'altro, oggi venivo a parte della mia proprietà, e riduceva tutto il quartiere di 4 amici, e poi io portavo 10, 15, veniamo domani, veniamo sul terreno, allora eravamo tutti in questo terreno, a questo giorno c'era l'altro all'altro, tutto all'altro terreno, e se veniamo un mese, tutto un mese, tutti i giorni, notte e giorno, a volte si dormiva pochissimo, non c'era, si era sempre lavoro. Che si votava, mi aveva le 4 serate legge alzare, scasso pavimento, non scema, avanti si votava a re, per su giornata nera, era un mese di lavoro, però il divertimento c'era, perché c'era sempre l'armonia, oggi si parlava con questo, domani si parlava con l'altro, domani c'era, insomma, un momento c'era, il divertimento c'era.